Iniziamo quindi con l'aspetto che riguarda l'amministrare il Comune di Fiume Veneto e quindi la volontà di azzerare la distanza tra i cittadini e l'amministrazione. Lo si fa in molti modi, semplificando appunto la burocrazia. Una delle nostre idee è ad esempio quella di creare uno sportello che sia una prima accoglienza per qualsiasi tipo di domanda o di pratica o di documentazione che si richiede al Comune. L'abbiamo detto spesso e lo ribadiamo, le scelte a volte non sono scelte condivise, però devono essere delle scelte partecipate, devono essere delle scelte le cui motivazioni devono essere ben note alla comunità. Un'idea che abbiamo avuto è quella di pensare ad un consiglio comunale anche nelle frazioni. Nel momento in cui si va a discutere della rotonda che si realizza di fronte alla chiesa di Bannia, allora lì si farà il consiglio comunale. Nel momento in cui si parla della viabilità e dell'alta velocità in centro a Praturlone, allora lì si va a fare consiglio comunale, un sito internet, dei display luminosi, delle cassette di reclamo, delle segnalazioni online, un portale internet dedicato a associazioni ed eventi, un sistema di segnalazione online che sia attivo 24 ore su 24. Questo consente non soltanto la facilità nella segnalazione, ma anche la possibilità poi di seguire il percorso che la nostra segnalazione fa. La manutenzione quindi, la cura di quello che già abbiamo e non soltanto perché non possiamo permetterci di fare grossi investimenti, ma anche per il rispetto di chi quelle opere le ha realizzate e di chi in quelle opere ha creduto. Quindi manutenzione costante ad esempio delle strade, degli immobili e del verde, lotta all'abbandono dei rifiuti, abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza sismica delle scuole. Più nello specifico degli interventi su incroci pericolosi, la lotta alla velocità nei centri abitati, attraversamenti pedonali illuminati e ben visibili, potenziamento dell'impianto di videosorveglianza, attento controllo nel rispetto dei regolamenti comunali e pieno sostegno alla protezione civile comunale. Per Bannia c'è ed è un intervento che vogliamo sostenere, quello di pensare ad un proseguo e quindi a una sede per il medico di base. A Cimpello dobbiamo intervenire su quello che sarà un eventuale ampliamento di via Peperate e quindi pensare a come questo possa o a come poter lavorare con il comune limitrofo, con il comune di Azzano. Praturlone, qui l'aspetto principale della problematica principale qui è proprio quella dell'alta velocità. Riqualificazione dell'area del Mortol, quell'area vastissima, sono 25.000 metri quadri, che potrebbe non soltanto essere rivitalizzata e valorizzata per poter essere utilizzata per eventi, per manifestazioni, ma può anche rappresentare un collegamento tra la zona di Fiume Piccolo e il centro di Fiume. Marzinis ha un bosco che è patrimonio veramente del nostro territorio. È un bosco che però va ovviamente curato. Nel nostro comune ci sono 102 associazioni iscritte. È un bagaglio importante che per poter, a nostro parere, funzionare bene e meglio deve coordinarsi, deve riuscire a dialogare. Tavoli di coordinamento delle associazioni che dovrebbero essere dei tavoli periodici. Lavorare insieme non vuol dire far venir meno o comunque sacrificare la propria identità, perché ogni proloco, se parliamo di proloco, ogni proloco ha la propria identità, ha le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità e tali devono rimanere. Si chiama quaderni della memoria. La volontà è proprio quella di recuperare il più possibile attraverso le interviste alle persone che risiedono nel nostro comune, recuperare il più possibile la storia, le tradizioni, gli aneddoti. E un'altra iniziativa che abbiamo voluto definire Quattro Ciaccole, creare degli incontri periodici nelle frazioni, nel capoluogo, perché le persone possano in maniera molto libera sui temi più vari parlare, confrontarsi, dialogare. Perché lo sport, è vero, lo si dice sempre, è una scuola, è anche scuola lo sport.
Vorremmo che le associazioni del nostro territorio, sportive e non, il mondo del volontariato che nel nostro territorio lavora e lavora bene, vorremmo che entrassero nelle scuole. Borse di studio per studenti meritevoli, perché è importante che la meritocrazia entri di più nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di agire. Quella dell'inserimento della figura di un operatore di comunità, o quella che abbiamo voluto definire una figura ponte, di intervenire nelle situazioni di fragilità, nelle situazioni di debolezza, allorquando il servizio sociale o la Caritas locale non sono ancora stati allertati o attenzionati. L'apertura di un centro diurno per anziani, riteniamo che i nostri anziani sentano e abbiano, sia gli anziani e anche le loro famiglie, abbiano bisogno di questa struttura. Vogliamo intervenire sulla riduzione delle tasse comunali, che l'idea è proprio quella di alzare la soglia di esenzione dall'addizionale comunale, quindi di consentire a chi ha dei redditi più bassi di poter appunto di non pagare appunto questa addizionale comunale. E siccome siamo fermamente convinti che la persona fiorisca non tanto nel sussidio quanto nel lavoro, è importante ovviamente nei limiti di quello che può fare un'amministrazione comunale, di quello che si può fare a livello locale, è importante incentivare il lavoro dei giovani. Abbiamo pensato a qualche idea che può essere quella della riduzione o dell'eliminazione di alcuni tributi locali per imprese locali appunto del territorio che assumono i nostri giovani. Possiamo mettere in collegamento di più rispetto al passato il commercio e quindi il nostro commercio locale e le nostre associazioni, perché riteniamo che l'agricoltura e questo mondo e questo settore necessitano del nostro sostegno. Abbiamo già concluso? Testa sulle spalle e un cuore che ascolta. Ecco, fai la tua ultima perorazione. In questo momento sei un avvocato e stai chiudendo la tua causa, e quindi l'arringa finale, Assolvetemi. Finale dell'avvocato Jessica Canton, candidata sindaco del comune di Fiume Veneto. Grazie. Grazie di nuovo per la pazienza. Un solo messaggio che vogliamo lanciarvi. Abbiamo le idee, la squadra e l'energia giusta. Il 29 aprile votateci, votate Jessica Canton sindaco. Grazie Carlo. Grazie.